Anna Marino dei Volontari di Strada, un evento sicuramente utile per il vostro lavoro, nel territorio di volontariato, quello di ricevere una macchina in omaggio. È stato un regalo graditissimo perché ci permetterà di continuare a svolgere la nostra attività senza problemi nel modo possibile, perché noi con la macchina ci distribuiamo la spesa, accompagniamo i bambini a fare le visite mediche, le persone a sbrigare le pratiche, per cui la macchina è proprio indispensabile. Il vostro è un lavoro nel territorio costante, continuo, ma di volontariato e anche di grande sacrificio. C'è necessità nel nostro territorio di questo impegno. Sì, infatti qua la povertà sta crescendo in modo smisurato, sono tante le famiglie italiane che chiedono aiuto con gli alimenti, non hanno la luce elettrica, neanche il gas, e qui la situazione veramente è precipitata e speriamo in un intervento a più presto del governo perché stiamo arrivando a toccare proprio soglie di povertà impressionanti. Con questa macchina possiamo raggiungere chiunque e dovunque, perché purtroppo la povertà ormai a macchia di leopardo non è contestualizzata in un quartiere, per cui grazie alla macchina noi possiamo arrivare in quelle famiglie che non ci possono raggiungere per vari motivi. Molte non possono più permettersi la macchina, molte non l'hanno mai avuta. E quindi noi possiamo andare da loro, possiamo portare i bambini a visite mediche, possiamo sbrigare tutte quelle cose che facciamo da sempre, proprio in aiuto alle famiglie oggi in difficoltà. Ecco, questo omaggio che avete pensato di fare è un'azione, diciamo, benefica per l'associazione Ma volontarista. ci è stata indicata da un nostro caro amico, il ragioniere Salvatore Burgio, e abbiamo aderito molto volentieri a questa richiesta perché a volte non ci rendiamo conto che un piccolo gesto può significare una grande cosa per altri. E poi in qualche maniera dovremmo ringraziare coloro che poi ne fanno un uso di questa autovettura, che sono quelli che poi nella realtà stanno sul campo e stanno sulla strada. Quanto sono importanti azioni di questo tipo Ma per secondo me, il nostro territorio? certo, sono importantissimi, dovrebbero un po' anche essere un po' più spinti anche dagli altri imprenditori. Con piccoli gesti, come diceva il mio collega, si possono aiutare tante persone che oggi ne hanno veramente di bisogno.